A Future Vintage Festival Padova anche Silvia Sottovia di Margi Vintage and Luxury, volto che tra l'altro, per chi si ricorda, abbiamo già incontrato qualche anno fa e vi abbiamo presentato sul nostro magazine. Silvia, raccontaci un po' da dove nasce la passione per il vintage e che cosa avviene all'interno del mondo Margi. Ciao a tutti intanto, ciao Gaia. E allora niente, la passione nasce fin da piccola, proprio ero una ragazzina che già mi piaceva andare nei bauli della nonna a tirare fuori i suoi vestiti, quindi quello è proprio fin da piccola. E Margi nasce 8 anni fa e è un piccolissimo negozio, a mio avviso bellissimo, ma è mio, quindi ok, dove dentro ci si può trovare veramente un po' di tutto, dal pezzo molto molto vintage, quindi che ne so, l'abito degli anni 50 della nonna appunto, certo, piuttosto che l'abito da sposa degli anni 70 della mamma, certo, quindi un sacco di cose, ma anche degli abiti o comunque degli accessori molto molto recenti. Mi piace il connubio tra quello che è vintage, quindi quello che è qualcosa di molto vecchio, attualizzato, quindi messo con qualcosa di attuale, la borsa dell'ultima collezione piuttosto che la scarpa di 5 collezioni fa. Quindi questo è un po' la mia filosofia, questo è come lo intendo io il vintage. certo. I pezzi non dico che mi piovono dal cielo, ma quasi, nel senso che siete tutte voi a fornire il mio negozio, perché mi piace proprio andare dentro agli armadi delle mie clienti a scovare queste cosette molto particolari. Quindi come funziona? Diciamolo ai nostri lettori, tra l'altro abbiamo anche un'importante fan base padovana che può raggiungere molto facilmente il tuo punto vendita. Se nei nostri armadi scoviamo qualche pezzo effettivamente vintage, possiamo portarlo a Silvia per una valutazione? Assolutamente giusto? sì Gaia, cioè io vedo il pezzo, innanzitutto deve essere chiaramente in buone condizioni, e lo valutiamo insieme, io vi do quello che può essere una valutazione di mercato, quindi di vendita, e può essere lasciato in negozio in conto vendita. Certo, quindi insomma può essere una bella opportunità per tutti quanti, ma anche e soprattutto per conoscere Silvia e il suo mondo. Concludo, se puoi dircelo, quindi chiedendoti quali sono stati i pezzi più particolari, pregiati o rari che magari hai avuto nel tuo negozio? Guarda, sicuramente tutto quello che è il mondo Hermès, soprattutto il mondo Hermès vintage, quindi proprio i pezzi storici della Maison. Poi ci sono i trench di Burberry per esempio, che sono sempre assolutamente attualissimi. E comunque vedo proprio che c'è una tendenza a ricercare quello vecchio, il pezzo vecchio piuttosto che il pezzo nuovo. Quindi questi direi che sono proprio, senza contare tutto quello che riguarda il mondo Chanel, che vabbè, per noi donne quando vediamo le 2C già ragazze, noi lo sappiamo bene. Va bene, allora non ci resta che lasciarvi qualche riferimento di Silvia. Allora, per quanto riguarda lo spazio fisico che hai, quindi il negozio, ricordiamo che si trova in via San Pietro 101, all'angolo con via del Livello. Ottimo, poi cosa ve lo diciamo a fare? Ovviamente anche sui social network, quindi la trovate sia su Facebook che sulla pagina Instagram come Margi Vintage and Luxury, e se ci raggiungete qui al Future Vintage Festival la trovate tra gli espositori proprio vicino alla rampa di scale che vi porta al piano superiore della sala principale del centro San Gaetano. Silvia, fino a domenica siamo qui, noi vi aspettiamo. Quindi ottimo, Silvia, grazie mille per la tua, grazie a te, tua disponibilità, buon proseguimento, buon lavoro e alla prossima.